Quali sono le norme a cui si devono attenere gli esercenti per essere tranquilli? Principalmente l'obbligo fondamentale è quello dell'informazione, quindi già tutti sappiamo come ci dobbiamo comportare, però è bene che ogni pubblico esercizio dia manifestazione di aver data pubblicità ai comportamenti che bisogna tenere, quindi la distanza di 1 metro tra le persone, la distanza di 1 metro tra le sedute e quindi tra le schiene delle persone, la riduzione dei posti persona nella terrazza e la disponibilità dell'igienizzazione all'ingresso prima di accedere. Se come ha fatto anche Mirko al chiosco c'è la possibilità di avere una entrata e un'uscita, si evita a maggior ragione l'assembramento tra le persone. Se c'è qualche persona in fila, si sta in fila ordinatamente, sempre a distanza di 1 metro l'uno dall'altro. Mascherina per chi arriva e sta in piedi vicino al banco, se non necessità della mascherina quando si è seduti al tavolo per consumare. E nel caso in cui i miei clienti non rispettassero queste norme, a cosa vado incontro? Purtroppo il gestore del pubblico esercizio ha una responsabilità abbastanza severa e deve cercare di far mantenere il rispetto della norma non solo all'interno del suo locale, quindi invitare tutti i clienti a mantenersi e ad attenersi alle disposizioni, quindi mascherina, evitare assembramenti, distanza, eccetera, ma è tenuto anche a stare attento che appena fuori dal suo locale non ci siano assembramenti o qualche attività che sia comunque ascrivibile all'attività del pubblico esercizio, un po' quello che succede con gli schiamazzi, il disturbo della quiete pubblica. Il gestore di pubblico esercizio non è responsabile solo di quello che avviene all'interno del suo pubblico esercizio, ma anche di quello che succede sul suolo pubblico, e quindi c'è il rischio di dover rispondere anche di comportamenti sbagliati che avvengono nell'area pubblica quando sono collegati. Cosa significa? Che se prendo 4-5 spritz e mi fermo con i miei amici appena fuori a berli in compagnia e facciamo un po' di confusione tutti e 5 assieme, il gestore dovrebbe richiamarmi all'ordine, pena il rischio di essere sanzionato anche dalla pubblica autorità. Quando arrivano la clientela che ha già prenotato e si siedono al tavolo, come devo comportarmi per capire la tipologia di rapporto che c'è tra questi clienti? Sì, questo è un problema che si è posto subito perché la norma prevede l'obbligo di distanziamento, chiamiamolo distanziamento personale piuttosto che sociale, che non è un bel termine distanziamento sociale, insomma sembra che siamo dei reclusi. Il distanziamento personale è la distanza di 1 metro tra l'uno all'altro. La norma dice che ci sono delle persone che non sono tenute a mantenere questa distanza. Chi sono? Sono i conviventi, il nucleo familiare. Il problema che si pone è: io esercente sono tenuto a chiedere se i 4 che si siedono sono conviventi? No, io sono tenuto solamente ad avvertire che per stare seduti allo stesso tavolo bisogna essere conviventi. Se le persone mi dichiarano di essere conviventi e si siedono, si assumono la responsabilità di quello che fanno. Tra l'altro sarebbe anche illecito pretendere di verificare l'identità delle persone che accedono, perché c'è anche un problema di riservatezza personale e di trattamento del dato personale, quindi io non posso andare a verificare i rapporti delle persone che si siedono al tavolo. Loro mi dicono che sono conviventi e questo mi deve bastare, basta a me, basta all'autorità. Grazie mille.